10 anni fa i fondi al sociale erano più di 10 milioni di euro. Oggi la Giunta Zaia ha riservato al sociale 400.000 euro, un taglio del 95% delle risorse. Sono state lasciate solo le famiglie con disabili, le famiglie con malati gravi, le famiglie con persone non autosufficienti. Tutto il carico della cura grava sulle spalle delle donne e delle famiglie. Ecco, io credo che in una regione civile, veramente civile, parta dai più fragili, parta dal sostegno degli ultimi, dei bambini, degli anziani, delle persone con difficoltà, e in questo dobbiamo ringraziare tantissimo i volontari, le associazioni, il mondo della cooperazione sociale, senza il quale la tenuta della nostra comunità sarebbe stata messa a repentaglio. Grazie a loro, che si sono sostituiti a questa regione che è stata sorda nei confronti degli ultimi, grazie a loro noi siamo riusciti a garantire dei servizi e una certa dignità a queste persone. Ma quello che dobbiamo fare domani è una rivoluzione, pensare prima agli ultimi e più fragili e poi a pensare ovviamente a chi ha di più.